Squadre pronte ad entrare in campo, inizia il 2026 della Serie B con il team Giorgione che apre il girone di ritorno in casa alla Belvote Arena contro Ligas Cevedale. Tilal Ayub, capitano del Giorgione, e Nils Turolo, il capitano del Ligas Futsal, a decidere chi andrà a battere il primo calcio d'avvio di una gara che sarà diretta dai fischietti romani: Alessandro Crolla di Roma 1, Daniele Costa di Roma 2, il crono invece il vicentino Ignazio Crescenti. Il nostro Stefano Testoni con le immagini, la regia di Futsal Veneto di TV con Andrea Di Giambattista, pronto a raccontarvi con le immagini questa sfida valida per la prima di ritorno all'Emao, frutto di 8 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte per Stefani il sinistro. Stanno seguendo Tilal Ayub, Mufadal, il tiro e la parata del Ligas Futsal, il tocco per la traversa, scatto a tagliare il campo, l'apertura per Stefani sul secondo palo per la squadra del Ligas Futsal, l'apertura per Focosi, ancora Stefani a Focosi, va via Focosi, ottima giocata in mezzo ed è bravissimo Bianchi. Il rimpallo favorisce Mufadal che sentirà il peso dell'assenza del suo compagno di squadra. Qui sfuzza, qui bravo Celona, lungo, capisci tu quanto Patti che fa ripartire Citaui subito per Liga Futsal, il triangolo che non va a buon fine, ma ancora Citaui che va a bucare sotto le gambe Alessandro Bianchi sul suo palo. 11 minuti e 10 secondi, trova il vantaggio Ligas Futsal. Un passaggio per Focosi, la traversa. Focosi, si gira Focosi, no, qui bravo Focosi per Germana. Ottima giocata per la Ossenna, il sinistro. Vede con Germana che serve per Alemao, la finta, ancora la palla per Germana. Ligas Futsal, ancora una palla in mezzo. Tilal Ayub che lascia spazio, palla ancora per Tilal Ayub, il tiro, la risposta e poi ancora Patti, strepitoso Patti. Prima attenzione a Tilal Ayub e Mufadal, il tiro. Focosi si gira, Focosi che ha dichiara la ripartenza veloce da sfruttare, dichiara per le mani, per il gol del pareggio di Leosenna che trova la giusta traiettoria dopo 53 secondi. Leosenna, un mancino perfetto che non dà scampo a Patti. Mufadal, lo scambio per Mufadal si accedera Mufadal a girare, il raddoppio del Giorgione, si prende la squadra sulle spalle, Naim Mufadal, macina metri, taglia il campo e poi spara il destro preciso. 2 minuti e 1 secondo, gonfia le guance. Chiara si accentra, il tiro, avanza lo scambio per Leosenna. Focosi si accentra, prolunga per Celona, imbucato per Stefani, dichiara ottimo per Bon, il tiro, il tris del Giorgione con il gol del numero 8, Filippo Bon, 12:23 da giocare, prende il largo con un 2 importante, mi si è proprio infilata da sotto, attenzione Stefani, Nicolas Stefani di prepotenza, me lo conosce sicuramente, il quarto gol di Nicolas, il birraio Stefani che sorseggia la birra, il 4-1. 4 gol in ripresa, Bianchi, lungo Bianchi, Focosi Costantini va sulla destra, bravo qui Bianchi, la porta la libera Leosenna è preciso da casa sua, la cinquina la mette a segno il numero 19 Leosenna, 8 minuti e 2 secondi da giocare, prende davvero il largo ora la formazione di mister Alemao, una sfida che ora è ad appannaggio certo del Giorgione. Eccolo qua che arriva il gol, lo aveva sbagliato prima Germana, questa volta il 20 del Ligas Futsal trova l'assist per Citaui, avanza, recupera Stefani, Leosenna per De Generi verso Leosenna che trova il gol che rimette sul +4 la sua squadra, l'abbraccio con De Generi, abituato a segnare, ma qui bravo a firmare l'assist per Leosenna.
vedere Fabio da solo, Stefani recupera il pallone, Leo Senna per il 7-2, tutto bianco-rosso, una gara ora completamente in discesa con il gol al debutto di Roberto Rosca. Seppur attenzione, ancora Cittaui, tris personale con l'aiuto della deviazione di Nicolas Stefani, i suoi Mufadal per Leo Senna, poker di Leo Senna, 8-3, 2-0-5 ancora da giocare, bravo Naim Mufadal che serve un assist, si ferma a 4 secondi dalla fine per la Sirena che regala altri 3 punti importanti alla formazione del team Giorgione. Una vittoria costruita con un super secondo tempo, si era chiuso sull'1-0 dell'Igos Futsal la prima frazione di gioco, sono arrivati ben 10 gol in un secondo tempo che non ha mancato di regalare emozione ai numerosi tifosi qui della Belbotea Arena. Gli arbitri fischiano per il saluto tra le due formazioni, Team Giorgione 8, Igos Futsal 3. Vi salutiamo, il vostro test vi dà appuntamento tra 2 settimane per la prossima sfida casalinga del Team Giorgione, grazie a Futsal Veneto TV e al lavoro grafiche, video e tutto quanto di Andrea Di Giambattista. Astemio.